Tutto nasce dal fatto che in commercio non esistono giochi progettati per bambini con disabilità motorie gravi. Mia figlia, che si chiama Sofia, da qui la casa di Sofia, ha una disabilità motoria molto grave e purtroppo non c'è ancora un'attenzione, un pensiero alla disabilità in questo senso, eppure la Convenzione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Salute, tutti ribadiscono l'importanza del gioco per tutti i bambini, a maggior ragione per i bambini con disabilità, però non esiste ancora una progettazione in questo senso. Esistono dei pochissimi giocattoli adattati che si possono trovare sui siti specializzati per la disabilità, ma che hanno costi eccessivi e soprattutto poi non c'è un pensiero per ogni bambino, perché poi un bambino non è uguale all'altro e non hanno tutte le stesse capacità diciamo, di movimento, quindi il giocattolo va studiato sulla capacità del bambino, perché poi un giocattolo studiato sul bambino e che può essere adattato attraverso un sensore che si chiama switch può portare sia una soddisfazione nel gioco ma anche una riabilitazione dell'arto e soprattutto delle mani, laddove i bambini non usano correttamente le mani perché hanno delle disabilità molto gravi. Sofia, naturalmente sarebbe una dei bambini che potrebbero, diciamo, godere di questo progetto che prevede di acquistare, modificare e donare giocattoli a tutti. Noi abbiamo pensato a 100 giocattoli per arrivare a Wow, un bel numero! Sì, abbiamo pensato un po' a tutta la Puglia per arrivare, cioè uscire anche dal territorio del Tarantino e andare un po' a regalare questi doni a tutti i bambini che ne hanno bisogno. È un progetto interessante perché non prevede soltanto l'acquisto dello switch, che è questo pulsante che si inserisce nella batteria che adatta il giocattolo, ma proprio uno studio anche sul territorio per capire attraverso gli operatori del settore che tutti i giorni lavorano con questi bambini e capire con loro qual è il giocattolo più adatto. Io ho lanciato, cioè, con tutte le persone che lavorano con me nella casa di Sofia, che sono tantissime e che saluto e ringrazio, ho lanciato questa sfida. Devo dire che c'è stato un ritorno immenso di donatori, il progetto aveva un budget alto che comunque abbiamo raggiunto, una sensibilizzazione anche sul tema della disabilità. Ecco, i bambini in generale vogliono giocare anche i bambini con disabilità. Perché avete deciso di sostenere questo progetto? Bella domanda. Allora, prima di tutto perché comunque conosciamo la casa di Sofia e abbiamo iniziato a collaborare insieme anche per altri progetti qualche anno fa. Dopo anche perché in questo periodo che non possiamo entrare negli ospedali stiamo cercando di realizzare comunque progetti che rientrino nei nostri scopi statutari e questo ci era sembrato forse tra i migliori, anche perché sappiamo quali sono le difficoltà delle famiglie nel trovare giocattoli idonei per i loro figli con disabilità grave. Saremo partnership economica ma anche realizzativa di questo progetto. Claudio, con voi anche l'ente scuola edile, in che modo? Sì, allora siccome questi giocattoli avranno bisogno di alcune modifiche, quindi magari di collegare dei pulsantoni che possono essere comandati con qualsiasi parte del corpo da parte dei bambini e queste modifiche saranno realizzate appunto dai ragazzi dell'ente scuola edile. Aspettiamo gli eventi Covid per la consegna, comunque l'ultima ipotesi è quella di spedire al proprio domicilio i giocattoli.